Terra de Bergen con la tossità, tutta cupole tor e campanile, che lei come un du sogno che il par de di, quando sve per la strada, de lontà, col serio il brem chi te traersa al piano, in messa al verdicap come duffi, e strade dappertutto ere finì. L'ente Bergamaschi nel mondo ha ritenuto opportuno, utile, dare uno spazio alla cucina bergamasca, perché è un riferimento quale attaccamento alle origini. Bergamo e la sua provincia vantano una lunga e ricca tradizione enogastronomica, fatta di ricette e preparazioni gustose e generose di sapore, di antica memoria, e che utilizzano i prodotti tipici del nostro territorio. Una proposta variegata e interessante, caratterizzata da ingredienti genuini, locali, legati alle risorse naturali e all'agricoltura della zona, e per queste a chilometro zero. Nel corso del tempo la cucina bergamasca è stata in parte influenzata da tradizioni culinarie di altre regioni o estere, e questo grazie agli scambi commerciali e alle migrazioni. Ma queste influenze estere, o comunque fuori provincia, si sono fusi con le tradizioni locali, arricchendo la cucina bergamasca di nuovi sapori e di tecniche di preparazione. Negli ultimi decenni la cucina bergamasca ha vissuto un periodo di rinascita e rinnovamento, con l'emergere di ristoranti e chef rinomati. Questi ristoranti hanno portato avanti però la tradizione culinaria bergamasca, reinterpretandola in chiave moderna e innovativa, ma senza mai stravolgerla. Cucina bergamasca quindi come frutto del legame con la terra e col territorio, figlia delle tradizioni del passato con la realtà contadina di un tempo, ma anche di un costante e presente rinnovamento sociale. La semplicità e la genuinità sono rimaste inalterate, una garanzia che trova spazio all'interno delle ricette più classiche. La nostra cucina è una produzione sincera, schietta, diretta, veri punti di forza di una cultura alimentare che ha fatto dei prodotti del territorio i suoi simboli distintivi. Una tradizione del tutto territoriale. Infatti, quando i nostri bergamaschi rientrano dall'estero, vanno sempre alla ricerca dei piatti tradizionali. Con il tempo, questa cucina è riuscita a varcare i confini regionali e i confini nazionali, conquistando sempre più estimatori nel mondo, e questo grazie ai nostri emigranti all'estero. E infine non dimentichiamo che Bergamo è capitale europea dei formaggi. Dove mai che spel trovare terra più bella, ma dove che spel mai trovare una terra più bella. Sono Diego Ordeschini della pasticceria Acquario di Santo Bobono Terme. Sono un ex emigrante tornato a casa all'età di 17 anni e poi all'età di 19 anni ho aperto la pasticceria Acquario, che ormai sono di più di 40 anni. L'ente bergamasco, che ringrazio di avermi dato anche questa possibilità, soprattutto per ricordare gli emigranti bergamaschi in tutto il mondo, che sono tanti, e soprattutto dei miei genitori che mi hanno dato la possibilità di aprire un'attività così giovane all'età di 19 anni. Il primo piatto sarà un piatto della tradizione, un piatto di tutti i giorni, brasato e polente, che andremo a presentare, e invece il secondo piatto faremo il dolce, che è la smajasa. Siamo nella cucina di pasticceria Acquario. Oggi faremo
brasato con polenta bramata. Questi sono gli ingredienti: abbiamo bisogno di 1 litro di acqua, 250 g di farina bramata e sale grosso. Mettiamo a rosolare un po' di olio d'oliva extravergine e una noce di burro. Questo il pezzo di carne che usiamo è cappello del prete, che è ideale per le lunghe cotture. Adesso frigola il burro e l'olio, cominciamo a rosolare la carne in tutte le parti. Quando rosoliamo la carne cerchiamo di non forare la carne per non far disperdere i succhi. Adesso abbiamo tolto la nostra carne, mettiamo le nostre verdure, il nostro soffritto base, che comprende carote, cipolle e sedano. Dopo 10 minuti che stanno rosolando il nostro soffritto, aggiungiamo il nostro triplo concentrato di pomodoro, deglassiamo con del vino rosso, più o meno 1 litro per questa ricetta. E aggiungiamo il nostro mazzetto di erbe aromatiche e il nostro mix di spezie. Una volta evaporato l'alcol del vino, possiamo riaggiungere la carne. Io consiglio di mettere il coperchio, consiglierei di metterlo in forno a 130 gradi, 150 per minimo 2 orette. Una volta uscito dal forno e tolto la carne, troveremo le nostre verdure grossolanamente che frulleremo per annappare la carne con il proprio sugo. Una volta frullato le nostre verdure, li rimetteremo dentro la carne che potremo servire con il suo sughetto. Quando sono tornato dalla Svizzera abbiamo trovato un piccolo negozio dove abbiamo iniziato con una piccola attività solo di pasticceria. Poi le cose cambiano, in 40 anni abbiamo rimodernato 3 volte il negozio di prima, fino a che abbiamo trovato in paese forse l'ultimo cascinale del fine 800 che esisteva. E siamo partiti in questo progetto e abbiamo realizzato, dopo 4 anni di sacrifici di lavoro, questo posto, tra l'altro in centro paese, un cascinale del fine dell'800 dove abbiamo ristrutturato, abbiamo fatto un ampliamento moderno vicino a questa struttura importante e oggi abbiamo anche la ristorazione che va a accompagnare la pasticceria. Siamo, direi, al completo. Abbiamo 140 posti a sedere, è un posto in centro valle e tutti gli emigranti quando vengono in Val di Magna spesse volte si fermano e a me mi fa molto piacere di poter incontrarli, soprattutto di parlare ancora in francese, che poi tutte le mie scuole sono state proprio così in Francia. Secondo piatto faremo il dolce, che è la smayassa. È un'antica ricetta che abbiamo scoperto con una nonna di una ragazza che lavora da noi e abbiamo deciso di riproporla. È un dolce fatto di polenta e frutta secca che poi spiegherà Carolina, che vi spiegherà durante i lavori anche la ricetta di come farlo. Sono Carolina e oggi vi presento la smayassa, un dolce tipico della tradizione bergamasca. È un dolce che veniva realizzato tanti anni fa nelle famiglie contadine e utilizzavano soprattutto i prodotti che avevano a disposizione ed erano il grano turco, le mele, i fichi, il latte. Questi sono un po' gli ingredienti principali di questa ricetta. Il primo ingrediente da aggiungere è l'acqua, poi ci va mezzo litro di latte. Andiamo ad aggiungere la scorza del limone, che è la parte aromatica del dolce. Aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero, che sono circa 80 grammi. Aggiungiamo un pizzico di sale che va ad esaltare comunque i sapori della torta. Intanto che aspettiamo che il latte e l'acqua vadano in ebollizione, tagliamo i fichi. Vengono utilizzati dei fichi al naturale. Una volta venivano proprio raccolti nelle case e venivano messi su degli essiccatoi e portati in soffitta per far essiccare, così in questo modo potevano utilizzarli per tutto l'anno. Adesso che il latte è arrivato ad ebollizione, togliamo la scorza del limone. Per questo tipo di dolce si può utilizzare comunque la farina di mais che avete in casa, dal fioretto, la bramata, rostato, è indifferente. Aggiungiamo la farina di mais a pioggia, intanto mescoliamo con la frusta. Aggiungiamo i fichi che abbiamo tagliato,
Dopo aver amalgamato i fichi alla polenta aggiungiamo gli altri ingredienti, l'uvetta e la mela. Una volta che tutti gli ingredienti sono stati amalgamati nella polenta, dobbiamo andare a posizionare su una teglia della carta da forno e dobbiamo imburrare degli stampi. Adesso versiamo la polenta negli stampi. Andiamo a livellare il composto. Dovrà cuocere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Andiamo a mettere la panna, la cospargiamo bene sul dolce e mettiamo dello zucchero semolato. Questa è la smaiasa, il dolce tipico della tradizione bergamasca. Un'accortezza in forno, controllate sempre la duratura. Parlando di emigrazione vorrei sottolineare dei particolari che io ricordo bene, che in Svizzera è quando i miei genitori che mi raccontavano, perché io sono il terzo figlio, dunque sono stato quello magari un po' più viziato perché gli anni man mano sono migliorati, mi ricordo che i primi anni erano molto difficili, mi raccontavano i miei genitori, dei momenti difficili dove non eravamo apprezzati perché eravamo italiani, eravamo stranieri. E dunque tanti invece italiani si sono fermati là, si sono sposati, hanno conosciuto gente di là e hanno fatto loro famiglia qua. Come avete visto ho qua una bicicletta che ho voluto portare a casa della Svizzera, dove ricordo i miei zii, mio papà che tutti i giorni a lavorare, quando andavano sui cantieri, andavano via con la bicicletta la mattina presto e tornavano a casa la sera tardi. E questa bici l'ho voluta proprio tenere qua nel mio locale nuovo, è un angolino dei miei ricordi dove ero in Svizzera, nel canton di Neuchâtel, che tutti gli anni vado ancora a fare il mio giretto, in un paese tra l'altro molto piccolo che si chiama La Brevin, che è la Siberia della Svizzera. Pensate che il termometro d'inverno arriva anche a meno 40, meno 42. Vorrei ricordare anche che il nostro santuario della Cornabusa è il santuario degli emigranti e degli emigranti bergamaschi e soprattutto credo che nel cuore rimane sempre la voglia di tornare a casa sua, di rivedere il suo paese. Le radici sono cose importanti e questo è un appello ai giovani. Ringrazio l'ente bergamasco che mi ha dato questa possibilità, tutto il consiglio direttivo dell'ente bergamasco, ringrazio e saluto tutti gli emigranti bergamaschi nel mondo. Io sarò sempre fiero a accoglierli quando passeranno in Val di Magna a bere qualcosa assieme e mi fa molto piacere.